In un momento di ripresa generale torna anche l'appuntamento con una nuova edizione di Rete Eventi, progetto a regia regionale giunto all'11ª edizione dedicato quest'anno alla cultura in rete. L'iniziativa è stata presentata in provincia a Padova. Si riparte quest'anno Rete Eventi alla sua 11ª edizione, una collaborazione tra la Regione del Veneto, la Fondazione Cariparo e la provincia di Padova, con 65 comuni, 19 reti e ben 360 eventi che ci saranno tra luglio e novembre del 2021. Un momento particolare di rinascita per il territorio che riporterà le persone ad incontrarsi, a socializzare attraverso la cultura e gli eventi culturali e quindi insomma un momento di rinascita per tutta la provincia di Padova. 360 eventi, 19 reti e il coinvolgimento di 65 comuni sono numeri davvero straordinari. Il risultato che rappresenta da un lato la ripresa soprattutto in un settore che è stato fortemente penalizzato come quello della cultura e dall'altro esprime il valore della sinergia con la Regione Veneto, la Fondazione Cariparo e le reti dei comuni. Le diverse reti scelgono di coordinare la programmazione puntando su diversi ambiti. Ormai è una partnership collaudata di cui siamo molto soddisfatti. Pensiamo che in questa maniera veramente si dia un aiuto sia a produrre cultura sia a fruire della cultura. Sotto ambedue i profili credo che sia un impegno importante. In più, ecco, il fatto di parlare di una rete significa creare coordinamento, creare coesione, anche questo è un fatto molto importante. Devo dire poi che la provincia rischia sempre di essere un po' trascurata, no? Quando ci sono attività che si concentrano nel capoluogo. Uno dei pregi di Rete Eventi è di farci capire proprio che tutto il territorio partecipa a questo slancio culturale. Quindi ci sono vari motivi per cui insomma, la Fondazione Cariparo è stata lieta anche quest'anno di rinnovare il proprio sostegno con la piena fiducia che, come dire, siano soldi ben investiti.